Il Veneto perde un altro pezzo pregiato. Il Bassanese perde una pietra preziosa nel suo scrigno storico, ambientale, turistico. La Val Brenta saluta tutti e se ne va con il Trentino. Il comune, nato nel 2019 dalla fusione delle municipalità della valle, ha deciso di andare con i dirimpettai e l'iter è ormai concluso. È una decisione che stiamo coltivando da tempo, è una decisione che parte da lontano, parte da un'attività politica fatta sui territori e da un sentimento insomma, che ormai da tempo pervade tutta la nostra comunità. Una scelta sofferta ma legata a quel che le aree interne e i comuni di montagna vivono da troppo tempo ormai, nonostante gli aiuti e gli interventi regionali. In questi anni anche con i fondi di comune di confine c'è stato un aiuto importante per le nostre comunità, ma il tema non è questo, il tema è proprio di un altro modo di affrontare la realtà, norme più vicine ai cittadini, l'autonomia come un vestito che meglio si adatta a quelle che sono le tante esigenze dell'area di montagna e dell'area di confine. Ecco cosa avranno in più i cittadini della Val Brenta con questo storico passaggio. Solo chi vive, diciamo, al confine col Trentino può capire qual è la differenza tra chi abita là e chi abita qua. Lo pensiamo in termini di scuole, di sanità, libri gratis, abbonamenti gratis. Una decisione simile non si prende a cuor leggero e di certo ci saranno dei rimpianti. Noi rimpiangeremo l'identità veneta perché ovviamente queste scelte e questi indirizzi politici non vengono fatti perché non c'è un sentimento profondamente veneto. È una scelta che uno fa non senza dispiacere perché l'attaccamento alla terra veneta è assoluto, però non si può più continuare a vivere in queste condizioni. L'iter è alle battute finali ed è già nell'agenda del Consiglio regionale che si troverà nelle condizioni di avvallare l'istanza dei cittadini della Val Brenta. È una scelta che nasce dal territorio dei cittadini della vallata e ovviamente il Consiglio regionale non può far altro insomma, che dare seguito a questa richiesta, una richiesta che è anche giustificata visto che stiamo parlando di un comune di confine che spesso e volentieri sente proprio la differenza tra una regione a statuto ordinario e una regione a statuto speciale.